Il Veneto è una delle regioni più colpite perché è un territorio che comunque è ricco di aziende e siccome la stragrande maggioranza di questi attacchi è a sfondo economico, il territorio nostro essendo ricco di aziende diventa un territorio fertile per questo tipo di attacchi. Aziende, imprese, pubbliche amministrazioni. A loro è rivolta la seconda edizione del Data Protection Forum che si terrà il 6 giugno. Un'occasione per gli imprenditori di sviluppare consapevolezza sui rischi e sulle necessità di avere dei sistemi di protezione informatica nelle aziende. In alcuni casi i cyberattacchi possono infatti bloccare completamente la produzione o generare gravi danni al funzionamento del sistema, fattori che possono portare anche alla chiusura delle attività. I danni che si possono fare sia nelle aziende che nelle amministrazioni sono innumerevoli e sarà sempre peggio perché con la digitalizzazione dei nostri dati noi non avremo più la parte cartacea e quindi saremo soggetti solo a una memoria digitale e non a più una memoria fisica. La cyber security, che è ormai un dato oggettivo, essere il punto focale della sicurezza all'interno delle aziende ma anche delle amministrazioni per quello che riguarda l'attacco hacker, ma in generale tutto ciò che può avvenire nella parte digitale. Incontri con esperti del settore, panel dedicati a domande con spazi dedicati all'approfondimento della nuova direttiva europea in materia di protezione dati, che porterà anche i dirigenti ad essere ritenuti responsabili dei disagi e danni provocati da un attacco informatico se l'azienda in questione non sia stata protetta adeguatamente. Aumentare la loro consapevolezza per capire quali sono i limiti e i vantaggi della corretta gestione di questo tema in tutti gli ambiti, che sono un ambito normativo di conformità, diciamo, ai regolamenti, un ambito tecnico.